amici di dicembre, è appena passata Santa Lucia, che voglio ricordare è una festa che festeggiamo noi e qualche altra piccola città della Sicilia, non siamo tutti. Cos'è Santa Lucia? Santa Lucia è quella festa che ricorda proprio la carestia a Palermo, quando arrivò quella nave carica di grano e i palermitani mangiarono la cuccia. Ascolta, non lo sapevo, volevo sentire. E i palermitani mangiarono la cuccia e da allora noi ne fottiamo arancine. Sì, per noi è cambiata la cosa. Sì, che dovrebbe essere una penitenza, non lo facciamo. Ma ricordiamo pure che Santa Lucia è protettrice della vista. Ah, ecco, tranne della mia. Perché? Perché quando veratti a vomito, quindi a me non mi protegge. Vabbè, Dani, a me del tuo giudizio non me ne frega niente, tanto io devo piacere alla mia ragazza. L'animalista. Sì. Certo, questi capite per un barboncino, sai? Però, adesso abbiamo... No, è animalista ma praticante. Non lo sopportare. E poi non è vero che non c'entra niente con la vista, perché dovrebbe proprio proteggere lei. Infatti la vista non ce l'ha. Lei non c'è, sta facendo il pellegrinaggio. No, comunque non uniamo veramente la mia ragazza con Santa Lucia, perché oggi mi ha fatto venire proprio questa così Santa Lucia a cercare, fare e dire. A un certo punto mi ha detto: amore, c'ho voglia. E perché non mi ha chiamato? Ma tranquillo, non hai capito, Santa Lucia ha detto: amore, c'ho voglia di tenere in mano qualcosa di grosso e caldo. Perché non mi hai chiamato? L'arancina, dove? L'arancina, Okay. arancina. E tu sei uscito a comprare le arancine, spero. No, non sono uscito a comprare le arancine, anzi, se posso dire una cosa ai catanesi, si dice arancina. Dai, Alberto! No, allora, non è così. In questi giorni siamo stati spesso a Catania e veramente ci sono una miriade di parole che sono diverse. Sì. Ok, loro lo chiamano arancino, noi lo chiamiamo arancina, però è buono uguale. Arancina non devono rompere le palle. Allora! No, Minaffo, stai diventando volgare. Volgare? Questa è una trasmissione che va in tutta la Sicilia. Giusto, Ok, quindi giusto. stai diventando... Mi scuso con i catanesi, anche perché voglio bene. Quindi sei andato a comprare ste arancine? No, sono andato a comprare perché mi sono comprato la casa nuova la scorsa puntata, non so se te lo ricordi. Sì, lo ricordo. Ok. Quindi sono andato a comprare il riscaldamento, che arriva un fridimor. No, non lo facciamo, No, lo facciamo chi tu volgare. No. Se sono volgare io, se sono volgare gli autori. O lo facciamo, Tony, facciamo. No, mettiti là, facciamo quello del riscaldamento, Tony, mettiti là, fai il commesso. Salve. Siccome accattiamo una casuzza, vorrei i riscaldamenti per casa. Ah, ok. Abbiamo le pompe di calore. 7.000 euro. Quanto? Ma le pompe di calore costa tanto la manutenzione. E come una multa, cicciolina! E allora, no, fermi. E allora lascio... Ma stessa cosa, io sono tradizionale. Dai, basta, vabbè. Allora facciamo che le faccio l'impianto di termosifoni. Abbiamo i termosifoni in ghisa. Sì. Ok, 5.000 euro. Quanto? In ghisa! Ma se non ci sei un si ghisa! È che gli autori continuano, e allora abbiamo detto: allora facciamolo. E allora si prenda un camino. Che marca? Samina. Quanto costa? 3.000 euro. Quanto? Samina.